E torniamo a parlare di Venezia. Durante la pubblicità si raccontano cose meravigliose, dovremmo lasciare i microfoni aperti, ma meglio di no. Senatore Casson, la sua risposta, Anche 2 questa è una minuti. domanda molto complessa che va sintetizzata. Innanzitutto la prima questione, se sia possibile tornare indietro, certamente sì, perché il commissario tecnico ha operato delle scelte politiche che a mio modo di vedere non poteva operare. Poteva effettuare dei tagli da un'altra parte, non incidere in questo modo sui servizi sociali all'interno della macchina dell'amministrazione comunale, ha scelto politicamente. Per me si può tornare indietro, va rifatti anche impostazioni di bilancio, tra preventivo e consultivo, c'è la possibilità di farlo. Questo lo faremo tra l'altro con una persona di altissimo livello che assumerà proprio un incarico sotto il punto di vista finanziario, bilancio, fuori dai conflitti di interessi, assolutamente fuori da qualsiasi collegamento veneziano. Secondo aspetto, dove tagliare? C'è la possibilità, proprio perché sono scelte politiche, innanzitutto di rimettere in sesto il bilancio di Venezia da un punto di vista normativo generale e anche da un punto di vista pratico specifico veneziano. Da un punto di vista generale bisogna dire che ci sono delle norme che hanno strangolato i comuni di tutta Italia, ma in particolare hanno strangolato il comune di Venezia perché conteggiano nel patto di stabilità voci che non c'entrano più niente, che non danno più niente. L'entrata del casino, la legge speciale, i 70 milioni di ACTV che la regione passa a CTV e passano falsamente per le casse del comune. Bastano delle semplici norme che preparerò, che ho già pronte, ma preparerò eventualmente dopo alcuni giorni di insediamento. Si sistema la parte generale. Poi bisogna tagliare, ci sono delle società partecipate che sono assolutamente ingestibili, che non hanno reso né in servizi né in parte finanziaria. Su queste bisogna intervenire. Il casino è un esempio lampante. Tempo è poco, vado flussi turistici. Flussi turistici certamente sì, intervenire con contributi diversificati, perché ad esempio i circa 2 milioni che arrivano in grandi navi non devono pagare, quelli che €1, qui in aeroporto €1 a testa, quelli che arrivano in treno uno 0, da fuori regione ovviamente. Ci sono possibilità, in cambio però bisogna dare servizi, a partire dai servizi igienici, e trasparenza delle spese che si fanno per i turisti. Grazie. Brugnaro. Beh, su alcune cose siamo anche d'accordo, perché adesso vediamo quali. Il passaggio è che ci sfugge sempre il motivo del perché siamo in questa situazione. Vorrei ricordare, senatore Casson, che il partito al governo ha mandato questo commissario e io sono l'unico che in qualche misura sta dicendo che questo commissario ha fatto quello che ha potuto. Cioè, è abbastanza incredibile sta cosa, no? Lei che è senatore della Repubblica ci dice che sono le leggi che hanno penalizzato i comuni e siete al governo. Adesso io non lo so se sono io che sono in contraddizione e io sempre che sono disinformato e non capisco. No, ma dobbiamo accettargli le proprie responsabilità. Qui è il punto della questione. A Venezia hai detto che è una situazione ancora peggio, ma se sei 9 anni che ti sei al Senato, uno dice farai una norma urgente, adesso sai che corri a Roma, ma dico in 9 anni sta roba qua la sapevate, no? Io i conti così bene non li so mica, Cioè io 70 giorni fa facevo un imprenditore, io ero a casa mia come 5 fiori. Cioè il passaggio è questo, abbiamo trovato una situazione disastrata. Vi è arrivato a Padova l'idea negli ultimi anni, dottore, che vendiamo un palazzo all'anno circa, da 10 anni a sta parte, le è arrivata questa informazione? Cioè noi ci stiamo svendendo il patrimonio, perché non lo vendiamo neanche, lo svendiamo. Non le dico le azioni della Save, ma lasciando perdere la polemichetta di poco, che non è un compito mio, ma dico, dobbiamo andare a capire perché c'è sto buco. E allora il buco è perché c'è della gente che non fa niente, non lavora da 30 anni, non ha mai lavorato, c'è gente che non lavorava quando io andavo all'università. Dopodiché, velocissimo, sono d'accordo sul contributo alle navi, sono d'accordo sul contributo che si possono mettere perché è giusto e non devono pagare certo gli ultimi. Sicuramente si deve tornare indietro sui programmi del commissario, ma a parità di bilancio bisogna riequilibrare con la logica del buon padre di famiglia, non si spende più quello che si ha. Questi fanno una spesa corrente meno 35 milioni all'anno. L'unico casino al mondo che perde. Secondo voi chi lo può rilanciare il casino? Un decreto legge, una norma o un imprenditore? Domando, io voglio rilanciare il casino, la CTV e tutte le partecipate. Io faccio diventare questa città una delle più grandi e più belle città del mondo e magari convincio anche Padova e Treviso, convinco a venire con noi. Facciamo un grande assemblea internazionale. Ma in Posso questo... fare un'affermazione al di sopra delle parti? Venezia non si può vendere. Bravo. Allora, in Svizzera non si può, un cittadino che non è residente con cittadinanza svizzera e vive in Svizzera, non vive a New York, non può comprare un mini appartamento in qualsiasi posto della Svizzera. Venezia non è grande, quando l'abbiamo venduta tutta, l'abbiamo distrutta. Venezia, bisogna fare una legge speciale che non si può vendere nulla a Venezia, al massimo si può affittare. Ma questa regola c'è anche in Inghilterra, Cioè,
Quando si compra in realtà non si è proprietari, si usa e basta. Prego. In questo senso, domanda, come allarghiamo questi 2 minuti perché la domanda che aveva fatto il collega del Gazzettino era sicuramente ampia, articolata e forse richiede un po' più di tempo. Come ripianare questo buco che rimane perché le difficoltà economiche di Venezia esistono? Quindi dove andare, dove intervenire? Allora, Brugnaro. ai nostri telespettatori dobbiamo spiegare una cosa importante del bilancio, soprattutto del bilancio pubblico che è diverso da un bilancio privato. C'è l'impossibilità di trasferire patrimonio a spesa corrente. Fino adesso qua Crocchi Vari hanno un po' fatto questo, però è impossibile fare questo, cioè tu non puoi, diceva lei che non si può vendere, ma in ogni caso se vendi devi trasferire quello che ricavi da un patrimonio a un altro patrimonio. Dico io, se vendi un palazzo non puoi pagare l'inefficienza della tua incapacità di governo, devi eventualmente fare una scuola, investi su degli asili, fai delle cose che siano strutturali. Questo non è mai stato fatto a Venezia, abbiamo solo venduto esattamente questo, per cui oggi sul discorso patrimoniale senz'altro possiamo risolverlo facilmente, nel senso che abbiamo un immobiliare che ha un grosso passivo che è l'immobiliare del Casino, ma è un passivo abbastanza da un certo punto di vista strutturale perché sono proprietari di terreni al quadrante di Tessera che vanno valorizzati e venduti. Se tu non li valorizzi perché investi sempre sulle persone sbagliate, noi abbiamo un russo adesso che sta gestendo il calcio a Venezia che non avevamo più visto da un mese circa, dobbiamo far camminare gli investimenti su gambe solide. E questo lo può fare uno che fa selezione di quelle persone, bisogna parlare al cuore di quelle persone e andare a vedere anche il portafoglio di quelle persone, perché se no facciamo come Pierre Cardin, avevamo uno che voleva investire 3 miliardi di euro, l'abbiamo mandato via, avevamo un presidente di una squadra di calcio che si chiama Zamparini che ci portava il Milan, la Juventus e l'Inter, io ero piccolo e le vedevo al Penzo, l'abbiamo mandato via e ancora sempre i soliti noti di cui parlavo prima e tutti sanno che è vero, dicono che lui, quello che è andato a Palermo, che si fa là il calcio, lui è quello stupido. Noi siamo intelligenti, capito? Allora io mi sono candidato perché queste cose non devono più succedere. Questo è il problema vero di questa città. Allora, come risolviamo la parte invece della spesa corrente, che è quella più complicata? Lì bisogna fare rivitalizzare le aziende. Allora c'è da fare sicuramente qualche operazione finanziaria e sicuramente bisogna parlare col governo, evidentemente io ho aperto questi contatti. Per fortuna oltre al senatore Casson ce li ho anch'io, sono fortunato perché fino a 70 giorni fa ero nel direttivo di Confindustria Venezia, Confindustria Roma, ero insieme con Giorgio Squinzi, io mi sono dimesso, ho chiamato Giorgio e ho detto Giorgio, io mi devo occupare della mia città, per fortuna non ho perso i contatti. E il governo ama Venezia quanto noi, per cui sicuramente ci aiuterà sulla parte della spesa corrente, per forza. Non si possono tagliare gli asili nido e non li taglieremo, al di là delle firme elettorali o meno. Non possiamo tagliare i servizi alle persone meno abbienti e non li taglieremo. E non taglieremo la spesa, quella per i lavoratori, per le donne che lavorano, per le persone indigenti. La cosa che invece va fatta però è un grande senso di responsabilità e per quello parlavo di trasparenza totale, perché questa roba qua, quello che troviamo dovremmo metterlo davanti a tutti e quello che non tagliamo dovremmo tagliarlo da un'altra parte, dovremmo vederlo assieme dove. Ma sicuramente il bilancio questa volta deve andare in equilibrio perché in tutte le aziende è in equilibrio e anche in tutte le famiglie e dovremo stirare la cinghia, ma dobbiamo vivere col nostro orgoglio. Io non vado a presentare la lista della spesa al governo o quant'altro. Farò le mie dimostranze, ma io, i cittadini veneziani, mi hanno dato l'incarico e faremo che noi cammineremo con le nostre gambe e ce la faremo. Casson. Una brevissima fotografia di tipo finanziario, perché va ricordato che lo sforamento del patto di bilancio da parte del Comune di Venezia si è avuto soltanto negli ultimi 2 anni formalmente, cioè 2013-2014, perché in precedenza purtroppo era successo che quando si arrivava alla formazione e all'approvazione del bilancio, se c'erano dei buchi... La interrompo subito perché dalla regia le hanno dato 3 minuti, Sì, dopo domani il Corecom mi telefona, prego continui, anche prima. No, ma forse ho parlato anche la regia ha detto 3 minuti. No, ma è giusto. È giusto, ha parlato anche lei 3 minuti. No, ho parlato io 3 minuti. Perfetto, allora, benissimo. Senatore, la faccio riprendere. No, ma non c'è problema, 10 secondi in più o in meno non cambia nulla. Prego. No, stavo dicendo che va fatta una brevissima fotografia, nel senso che lo sforamento del patto di stabilità da parte del Comune di Venezia si è avuto solamente negli ultimi 2 anni. Questo ha comportato l'irrogazione di sanzioni aggiuntive che hanno aggravato ulteriormente il debito e la difficoltà del Comune di Venezia. In precedenza era successo che di fronte a un possibile buco di bilancio il Comune intervenisse tappando il buco con un tacon e quindi sappiamo che era peggio, eccetera. Certo.
Non si fa vendendo un immobile, provando a vendere un'isola, vendendo le azioni della SAVE, è un comportamento finanziario assolutamente sbagliato. Allora, assodato questo, va ricordato ancora appunto che ci sono delle norme che strangolano i comuni, va ricordato quello che dicevo prima, che una volta la legge speciale per Venezia dava oltre 200 milioni di euro all'anno, va ricordato che il casino dava oltre 100 milioni di euro all'anno, ora la legge speciale non dà praticamente nulla, tra l'altro tutto si è mangiato quasi il Mose, e sappiamo in che modo se l'è mangiato, e il casino dava soltanto circa 16 milioni di euro. Per di più la Regione faceva passare per le casse del Comune formalmente 70 milioni di euro che finivano alla CTV, ma il Comune non vedeva nulla. Se noi sistemiamo queste partite e queste voci, intanto sistemiamo da un punto di vista formale questa prima parte. Poi cosa serve? Serve avere una mano ancora per quanto riguarda le finanze del Comune, e cioè fare in modo che il Comune di Venezia, che è definita speciale per legge dello Stato e per riconoscimento internazionale, possa usufruire delle risorse che sono prodotte sul territorio, e quindi un'autonomia finanziaria maggiore, la possibilità di trattenere una parte delle imposte, una tipologia di imposte. Questo l'abbiamo detto, tra l'altro lo sa bene anche Brugnaro, perché l'abbiamo scritto anche in legge speciale questa possibilità, e cioè di trattenere le risorse sul territorio. Questo si può fare benissimo, perché ci sono delle situazioni in Italia e anche all'estero che consentono di dare una normativa speciale per zone, per città speciali. Questo. Poi ci sono altre possibilità. Consideriamo la possibilità di tagliare sulle società partecipate, come ricordavo. Casino è assolutamente una situazione indecorosa, non accettabile, come altre società partecipate. La possibilità di creare delle zone franche economiche tra Marghera, nuova anche su Murano, per dare la possibilità di attrarre capitali e di gestire risorse comunali. E ultimo, l'intervento dell'Unione Europea, che può essere utilissimo. Campagnolo. Ho una domanda e un quarto, nel senso che una presuppone solo un sì o un no, per cui è anche abbastanza rapida. Lei ha ricordato poco fa che ha sacrificato un giorno di campagna elettorale, mi rivolgo al senatore Casson, per dialogare con il governo, e sembra sia stata questa promessa di 7 milioni, se non ho sentito male, giusto? Di una norma che finisce nel decreto sì. enti locali al Consiglio dei Ministri martedì prossimo. Perfetto. Che consente di recuperare per cominciare 7 milioni di euro. Benissimo, allora il quarto di domanda è semplicissimo, lo chiedo ad entrambi. Ritenete che questo venga letto, venga interpretato dagli elettori come una sorta di bonus alla Renzi, cioè tanto ai quali siamo abbastanza spesso abituati? Ma a parte questo, la domanda vera invece, quella proprio concreta, è la seguente. Il primo giorno in cui chi di voi sarà sindaco, no? Quindi dovrà agire concretamente, siccome una grande marcia inizia sempre con un piccolo passo, come direbbe qualcuno che è molto amico di quei signori che a lei non piacciono, caro Brugnaro, ovvero Mao Zedong diceva questo, qual è il primo gesto concreto che farete nel primo giorno di insediamento? Allora, sulla prima parte, tocca a me? Tocca a lei. Vabbè. Sa che mi sto perdendo anch'io. Vabbè. Facciamo che parte lei. Pare, Brugnaro sì. mi perdona se ho sbagliato, mi sembra sì. giusto. No, allora, Vada, sulla prima questione rapidamente, non è certo un bonus su Renzi, è una situazione di emergenza vera e propria. Tra l'altro mi sono impegnato, ma poi tutti sono impegnati, i candidati sindaci, con i dipendenti comunali, con lo spazio cuccioli, con gli asili nido, a cercare di risolvere questa situazione di emergenza. Potendo avere dei contatti, io ho utilizzato i contatti, ma come lo farebbe chi ha dei contatti? Non è questo, era doveroso farlo per la città, poi sarà quel che sarà. In secondo luogo, il primo atto per me è evidente. In questa situazione, se non sistemiamo bilancio, finanze, non se ne viene fuori, e quindi il primo atto sarà di dare un incarico alla persona che dovrà formalmente curare questo settore, di intervenire, di prendere possesso di tutte le carte e tutti i documenti, perché devo dire, fino a questo momento una situazione chiara e pacifica non c'è, perché ogni giorno si scopre qualcosa di nuovo. Ad esempio, tutto il tema delle società partecipate, ma possibile che non si sappia esattamente che cos'è successo? Guardate, io mi aspetto, chiunque sia il sindaco poi eletto, che il giorno successivo alla sua elezione tutti coloro che sono stati amministrati, che sono stati nominati amministratori di vario genere nelle società partecipate, mettano sul tavolo del sindaco lettere di dimissioni, chiamiamo, messe a disposizione del loro mandato, ma non solo, assieme a una relazione che spieghi cosa hanno fatto come servizi resi alla città e qual è la parte finanziaria. E così poi valutiamo.
se devono essere mantenuti, non mantenuti, cambiati o cosa. Cioè questo è, c'è questa situazione finanziaria che è quella fondamentale, va risolta ed è la prima. Dopo possiamo avere la possibilità di intervenire sui servizi sociali, sulla sicurezza, sui dipendenti, ovviamente tutto a stretto giro, però ovviamente è tutto collegato. Brugnaro, prego. Beh, allora, detto che cosa pensino i cittadini di 7 milioni così, è meglio che non le dica adesso pubblicamente cosa potrebbero pensare, perché magari rischierei di essere magari non simpatico. Credo che i cittadini siano molto arrabbiati, lei capisce che trovare una situazione di disastro economico e sociale, i cittadini pensano che non vanno neanche più a votare. Io vi prego, andate a votare. Credetemi che votare è molto importante invece questa volta. Ecco, prima cosa. Secondo, lei diceva prima cosa faresti, qual è la prima cosa che ti metti a fare? Beh, sicuramente farei la giunta, nell'arco di almeno la prima settimana chiamerei tutti quanti attorno e deciderei chi sono i consiglieri, gli assessori. Ma parallelamente, immediatamente, aprirei un tavolo per ogni assessorato, un tavolo pubblico, cioè un tavolo dove apriamo queste carte ma le apriamo pubblicamente. Con la telecamera trasferiamo quello che la gente dice, in questo caso parlo di militanti del nostro gruppo, di chi mi sta aiutando, ma ripeto è allargato a chiunque, anche a quelli che non mi votano, che non è un problema. L'importante è che si venga con cuore aperto e soprattutto serenità d'animo, cioè dove noi vogliamo veramente capire, ma capire per agire, non capire così in maniera inquisitoria. Qui il problema è come mettiamo le mani su queste aziende per farle ricominciare. Questa è un'attività assolutamente che mi compete. Cioè è proprio esattamente il mio lavoro. Noi dobbiamo risanare queste macchine. All'interno di queste strutture, la CTV, il Casinò per esempio, ci sono grandissime competenze. La cosa che non si riesce proprio a spiegare è che dentro a questa idea giacobina dove manda via tutti, la prima cosa la squadra perde e manda via l'allenatore, ma che discorsi sono? Io non ragiono così. Io ragiono invece per competenze e ragionerò per competenze davanti a tutti i cittadini, per cui vediamo quello che succede, cominciamo a chiedere alle persone che lavorano, ma non soltanto agli vertici apicali, che non sono mai stati ruotati dal partito che ha governato, da questo blocco che ha governato per anni, e che ancora si è ricandidato e che ancora ha vinto e stavano ancora facendo e si sono già preparati per rigirare la frittata di nuovo. Questa è la verità, cioè così è. Si parla di voto, si parla di apparentamenti, di coalizioni in questi giorni. Quali le prospettive per entrambi? Prego Brugnaro. Beh, io l'ho detto fin dall'inizio, allora io sinceramente se le primarie del PD non avessero, e questo lo dico di nuovo pubblicamente, so che ripeto le cose ma che voi sapete, ma ai cittadini che mi stanno ascoltando devo dirlo, se le primarie del PD non erano vinte, non fossero state vinte da quel blocco sociale, e Felice su questo è un interprete ma non è la persona, io non sto pensando alla persona assolutamente, ma io penso proprio al blocco sociale e politico, che questa città è stata la causa e la zavorra di tanto malgoverno, questa è la realtà, cioè magna che ce n'è per tutti. Questa cosa la sanno tutto il Veneto, non la sa solo a Venezia, figurati se non la sappiamo a Venezia. Bisogna invece dire che qualcuno ha delle responsabilità forti. Io mi sono candidato quando ho visto che questi non solo hanno zavorra diciamo del centro-sinistra, ma si candidano a governare la città. Gente che dovrebbe sistemare le aziende, che è contro le imprese, sono contro le imprese questi. Allora, tornando al nostro discorso, io mi sono girato nel letto 5 giorni, ho parlato con Stefania, ho detto Stefania, abbiamo 5 figli, ma uno ha 4 mesi, lo sta allattando, ho detto senti, io me la sento di fare sta cosa. L'ho fatto per coscienza, non riuscivo ad accettarla sta cosa. Mi sono candidato, sono stato 3 giorni che mi alzavo col vomito, con la sensazione di vomito, una situazione che veramente... E poi è stato il percorso più bello che poteva succedermi nella mia vita, perché ho parlato con la gente, ho trovato una città meravigliosa, solidarietà sociale, gente che si applica dappertutto, volontariato, lo sport che è sempre stato vituperato perché lo sport parla di talento, di meritocrazia, di sfida. Guardi, io credo anch'io a quel Mao Zedong, ma se Mao Zedong li vede, li mette dentro una tramogia. Mao Zedong è quello che dice, se dai un pesce a una persona lo sfami per un giorno, se gli insegni a pescare lo sfami per il resto della vita, e io credo che sia una verità storica. Non a caso questo ha costruito la Cina, che poi dopo purtroppo tanto danni anche ha fatto nella storia del mondo, ma questo è un altro discorso. Voglio dire che dobbiamo camminare sulle gambe nostre. Il lavoro è la cosa più importante, questa cosa non la fai per decreto con le amicizie, la fai con la competenza, la capacità e con la passione. Io ho a cuore competenza e passione. Felice Casson. Ma innanzitutto devo dire che della mia squadra non fa e non farà parte alcuna persona che abbia portato Venezia in questa situazione, come dice Brugnaro, ma al di là delle responsabilità, dei meriti personali, Venezia ha bisogno di uscire
da quella situazione, deve guardare al futuro, ma non per i prossimi 2, 3, 4 anni, per i prossimi decenni. Bisogna dare una speranza per una città e per un futuro nuovo. Quindi per i prossimi decenni vanno messe persone nuove. Questo è assolutamente garantito e comunque lo garantisco in prima persona. Spero che nella squadra di Brugnaro non ci sia Ugo Bergamo, che è uno dei fautori, tra l'altro, di quello che tanto contesta. Per quanto riguarda la domanda sugli apparentamenti, non ne farò con nessun partito, di nessun genere, e ho detto immediatamente che mi rivolgerò a tutti i cittadini, porgerò loro i contenuti per arrivare a questa Venezia del futuro, per poter lavorare, avere una casa, infrastrutture, una città che funziona, un'amministrazione trasparente, nella legalità ed efficiente. Questo è il contenuto. Chi ci vuole stare ci sta, non ho bisogno di rincorrere la Lega o quelli della Fiamma o d'altri. Mi rivolgo a tutti quanti i cittadini, aspetto dei contributi positivi, sia come voti ovviamente, ma anche e soprattutto per la partecipazione. Guardate che io continuo a dire, quando incontro i cittadini un po' dappertutto, dai mercati alle altre situazioni, non esiste la possibilità che un sindaco, una sola persona o la giunta risolva i problemi di una città complessa come Venezia, soprattutto in prospettiva futura. Ci dobbiamo mettere in gioco tutti e tutti dobbiamo partecipare, dalle categorie, commercianti, imprenditori, industriali, tutti coloro, albergatori che hanno a che fare con Venezia e i cittadini. Bisogna essere disponibili. Io ho trovato dipendenti pubblici bravissimi, disponibili a cambiare registro, a mettersi a disposizione della città. Se riusciremo a creare e a confermare questo patto con i cittadini, certamente ne verremo fuori e con la soddisfazione di tutti quanti. E nel parlare di coalizioni, Emiliano Schincaglia, la nostra redazione, si è recata a Venezia e ha intervistato appunto Davide Scano, Movimento 5 Stelle, che era candidato sindaco di Venezia e sappiamo che il Movimento 5 Stelle non fa apparentamenti. Sentiamo un attimo le parole di Davide Scano. Davide, vi stanno tirando la giacchetta? Ma sì, un po' sì, lo stanno facendo sia da destra come da sinistra. Cosa molto triste, lo stanno facendo anche un po' i giornali, dando per scontato certi appoggi piuttosto che altri. E io voglio sgombrare il campo da equivoci. Ogni elettore del Movimento 5 Stelle è libero, nessuno parla a nome del Movimento 5 Stelle, salvo il sottoscritto e i candidati eletti, e la posizione l'ho già detta, nessun apparentamento, quindi evitino di scrivere cose non vere. L'unica cosa che ci sentiamo di fare rispetto ai due concorrenti è quella di lanciare alcuni temi per noi molto importanti che sono già adesso nel nostro programma e quindi diciamo nulla di nuovo, per far parlare la città e quindi dire ai due concorrenti che cosa pensate di questi, volete firmarne 1, 2, 3 o tutte e 5 le proposte. Sicuramente ci sarà la riorganizzazione della macchina comunale e quindi la semplificazione amministrativa. Un altro punto sicuramente sarà sul traffico delle navi e quindi lo scavo di eventuali canali navigabili in laguna. E poi ancora un punto sarà sull'urbanistica, quindi il consumo di suolo rispetto alla riqualificazione dell'edificato esistente, insomma. E quindi ai due candidati è possibile rispondere per punti a chi vota, ai cittadini che votano Movimento 5 Stelle? Ma credo di sì, bisognerà rispondere punto per punto, credo che questa sarà anche una proposta che faranno nei prossimi giorni pubblica, sì, e per cui avremo tutto il tempo pubblicamente anche di dirlo. Nel nostro programma mi sembra che ci sia assolutamente convergenza e anche sul discorso dello scavo delle grandi navi bisogna leggere bene qual è la domanda, ma se la domanda è quella che ho sentito adesso, cioè sul fatto del no allo scavo di un canale, confermo subito, perché noi non dobbiamo scavare il contorta, io sono sempre stato contrario, per cui perché credo anch'io che il contorta sia sbagliato, perché arriva l'acqua direttamente, ma queste sono posizioni che ho avuto da 6 anni, per cui l'ho sempre detto. Dobbiamo utilizzare il canale che c'è adesso e costruirlo, renderlo agibile, insomma, però credo che tranne questo, tutto il resto, soprattutto sulla trasparenza, la partecipazione dei cittadini, la riorganizzazione della macchina comunale, eccetera, mi sembra evidente, cioè, è proprio il mio pane, io lo faccio proprio per questo motivo qua. La cosa che mi è dispiaciuta adesso, sentire Felice parlare di Ugo Bergamo, non tanto perché sarà la mia squadra, perché l'ho già detto che non ci sarà nessun assessore, voglio precisarlo, purtroppo devo dirlo di nuovo, mi dispiace, perché si parla di una persona che non è presente, non ci sarà nessun assessore. Detto questo, non è bello sentire, leggere su internet, sempre i soliti noti tra l'altro, diffamare persone che poi alla fine
è giusto che abbiano un processo politico, anche se volete, possono avere anche una valutazione politica, credo però la serietà di una città, la serietà. E pensate, sto difendendo una persona, la persona, non sto parlando del politico, che faceva parte di un'amministrazione di centrosinistra, che tra l'altro la stessa amministrazione, che è il colore del partito del signor senatore Casson, sta ricandidandosi a fare la città. E ancora scarichiamo in giro le cose. C'è mancanza di assunzione di responsabilità. La politica certamente non è il senatore Casson, ma ci vuole assunzione di responsabilità. È venuto Matteo Renzi, a questo punto sono stato l'ultimo renziano nella faccia della terra, è venuto Matteo Renzi a dire il PD a Venezia ha fallito e un po' di panchina, uno che perde tutte le partite, va fatta fare. Andate a votare domenica 14, andiamo a votare e facciamo rinascere questa città. Le chiacchiere stanno a zero adesso, segno della matita. Fatemi dire questa cosa, una grande persona ha detto che le rivoluzioni si fanno in strada col popolo. Ma il vero cambiamento si fa nella cabina elettorale con la matita, e quella matita è più forte della spada. Era il giudice Borsellino, Paolo Borsellino, ed è stato ucciso dalla mafia. E siccome qui la lotta sarà veramente importante, perché dobbiamo snidare tutti quanti le gente e la rendita di posizione, io credo che sia molto importante il voto di tutte le persone che ci stanno guardando. Casson. Ma in maniera molto semplice sull'intervento di Davide Scano. Condivido totalmente l'approccio e proprio per questo dall'inizio ho detto che non ci può essere un apparentamento, non ci può essere una convergenza formale, poi la posizione del Movimento 5 Stelle è nota, io la rispetto assolutamente, nonostante questo devo dire che sui contenuti che sono stati presentati nel programma comunale, così come in tante posizioni che ho visto a livello nazionale, è facile trovare un accordo, nel senso che quando si parla di legalità, di trasparenza, di semplificazione, di rispetto dell'ambiente, di appalti pubblici che devono essere fatti in maniera diversa, di lotta al MOSE, queste cose qua, ci si ritrova automaticamente. Ora, per carità, è ovvio che ogni cittadino è libero di votare quello che vuole, anche di non andare a votare, però io spero che siano tantissimi coloro che vanno a votare, il più possibile, per recuperare il non voto che c'è stato la volta scorsa, perché ricordo che a Venezia c'è stata un'assenza del voto del 41% circa, per Venezia è un dato incredibile che non è mai successo, che io capisco per certi versi quanto alla disaffezione nei confronti della politica e nei confronti di un modo di gestire la cosa pubblica che non può più essere accettato, però io invito a votare soprattutto perché ognuno di noi deve mettere da parte questo concetto di disaffezione, questo disamore o anche questa incazzatura nei confronti della politica, perché deve pensare che col prossimo voto si decide la Venezia dei prossimi decenni. Come vogliamo che sia Venezia dei prossimi decenni? Deve essere presentata secondo i principi di legalità, di pulizia, di trasparenza, semplificazione, rispetto dell'ambiente, rispetto della persona, efficienza o no? Questo è il tema. Decidiamo in questo senso. 0 secondi, Vitucci, prossima domanda. Oggi pomeriggio il candidato Brugnaro sostanzialmente ha fatto il nome di un possibile assessore, no? Quando c'è stata la presentazione dell'accordo con la Francesca Zaccariotto ha detto lei farà parte della mia squadra di governo. Ecco, a me piacerebbe sentire magari un paio di nomi, sia da parte di Brugnaro che da parte di Casson, per poter dare appunto all'elettore che voi volete portare a votare domenica, magari quello che non ha votato, qualche motivo in più per dire, vabbè, però questo è un bel personaggio, vabbè, se lo ritenete. La seconda piccola cosa, facciamo 2 domandine da 1 minuto, così Brugnaro non si arrabbia. Venezia, centro storico sto parlando, o città storica meglio, è in situazione veramente drammatica, perché il turismo sarà anche, come dire, un lavoro garantito per una parte di questa città, ma la mancanza di regole, la trasformazione di appartamenti in affittacamere, i plateatici, insomma la pulizia, il commercio ambulante e quant'altro la stanno riducendo un po' a un suc, diciamo pure. Come pensate nei primi giorni del vostro governo di dare un segnale proprio di legalità e di rispetto delle regole a questo livello, non soltanto a livelli alti e di criminalità? Grazie. Prima della risposta 2 minuti di pubblicità e poi ancora qui parlando di Venezia con Brugnaro e Casson.